Partiremo da Brive-la-Gaillarde, in centro della Francia, e su 1306 km andremo fino a Padova a piedi, su più o meno 60 tappe. Si chiama En Route con Sant'Antonio, l'iniziativa presentata a Padova per ricordare la sua presenza in Francia. Un pellegrinaggio di oltre 1300 km che partirà da Brive-la-Gaillarde il prossimo 25 giugno e arriverà in Basilica il 21 settembre. Un'iniziativa che lega queste due nazioni, questi due paesi nel nome di Antonio, perché è attestata la presenza del santo in Francia tra il 1224 e il 1227, per cui siamo proprio negli anni dell'ottocentenario, ecco, di quella presenza di Antonio in terra francese. Un nuovo percorso sulle tracce del santo dopo quello sperimentato da Capo Milazzo nel 2022. E anche questa volta una reliquia accompagnerà i pellegrini lungo il percorso, portata in un reliquiario personalizzato. Il pellegrinaggio richiama innanzitutto a questo, appunto alla possibilità di riandare a ciò che è essenziale, a ritmi più lenti, più a misura d'uomo e a misura dell'anima. Poi credo che ogni pellegrinaggio mette in gioco anche la capacità di condividere la fatica con altri pellegrini e anche la disponibilità a lasciarsi sorprendere dagli imprevisti che tante volte causano fatica ma che fanno crescere anch'essi. La devozione antoniana è molto forte anche in Francia. In ogni chiesa c'è una sua statua votiva, ci assicurano i frati francesi. Per seguire le tappe del cammino basterà collegarsi al sito www.antonio800.org. Solo seguire il percorso e quindi se vedete che siamo nel vostro paesino venite a incontrarci volentieri, non ci sono nessuna iscrizione, ecco.